Noi stiamo organizzando a Palermo un focus normativo economico sul turismo esperienziale. L'idea esperienziale o relazionale è una forma di turismo che viviamo in realtà tutti, ma che ancora, di cui non si era data una definizione. Ne parlerò ora dopo che introduco questo evento, questo focus normativo economico che si svolgerà a Palermo. Dicevo, la location non è presa a caso, né tantomeno è Palermo perché è la capitale, il capoluogo della regione siciliana. È fatto a Palermo perché vogliamo onorare Palermo, capitale della cultura del 2018 in Italia. Ne abbiamo parlato con il sindaco Orlando che è stato entusiasta di questa cosa e ci ha dato la disponibilità di organizzare questo evento a Sala delle Lapidi, a Palazzo delle Aquile. Ci sarà un parterre importante di ospiti, la giornata sarà divisa in due parti, si parlerà di turismo esperienziale, un viaggio da vivere, si intitola la giornata, tra mestieri e tradizioni. La giornata sarà divisa in due parti, la mattina in cui si parlerà in due tavoli separati, si parlerà da una parte dell'aspetto economico del turismo, quanto incide il turismo esperienziale nell'economia della nostra terra e delle prospettive che il turismo esperienziale ha di crescita e di fare sviluppare l'indotto economico del turismo. Dall'altra parte invece, e quindi questo sarà discusso dal professore Fazio, che è un professore di economia e commercio, che si occuperà appunto della parte economica, delle potenzialità di crescita del turismo. La seconda parte della mattinata, la seconda sessione, sarà invece tenuta dal professore Testa, che è un docente dell'Università di Milano, che si occuperà di dare invece un profilo giuridico al turismo esperienziale, perché ancora oggi la definizione di turismo esperienziale è molto vaga, anche se abbiamo ben chiaro di quello che è il turismo esperienziale e quello che fa, ma per esempio le guide del turismo esperienziale non sono inquadrate in una professione particolare, quindi si lavora per per forza di inerzia. E noi abbiamo l'ambizione come CNA di dare un inquadramento giuridico alla professione per far sì che chi si occupa di turismo esperienziale possa lavorare rispettando le regole, possa avere uno standard qualitativo. Ci sarà anche, è una chicca, Airbnb, l'amministratore di Airbnb, perché CNA nazionale ha stipulato una convenzione con Airbnb. Tutti i nostri associati che utilizzano Airbnb, quindi che sono iscritti nella piattaforma di Airbnb, avranno la possibilità di usufruire di uno sconto sulle commissioni che girano ad Airbnb.